Venite, tocca a me farvi entrare oggi. Lasciami su attraversare la strada senza che tu mi tenga la mano, lasciami! Lasciami! Torna qui! Alzati presto! Oh no! Oh! Oh! Il mio bambino, il mio bambino! No, salvate! Oh! Mio Dio. Disubbidiente! Robetti! Quel ragazzo ha salvato il mio bambino, il mio piccolo. È inutile, non vedete? È morto, povero ragazzo. Oh, signor maestro! Caro Robetti. È riuscito a salvare la vita a un bambino. Mamma! La povera signora Robetti non sa nulla. Enrico, vado ad avvertirla.
ogni giorno, dopo la scuola, sai? Garrone, io credo che la ginnastica non sia la cosa più adatta adesso. Già, me ne ero quasi dimenticato. Dopo l'incidente di oggi a scuola non si fa che elogiare Robetti. E lui se lo merita, perché è un ragazzo davvero coraggioso, come Garrone. Hanno messo entrambi a repentaglio la propria vita per cercare di fermare quel cavallo impazzito. Credo che non potrei avere degli amici migliori. Garrone poi, con la sua semplicità, mi piace ogni giorno di più. E Robetti, così silenzioso ma così pieno di coraggio. Mi dispiace soltanto che si sia fatto tanto male. Ma spero che presto sarà guarito e potrà tornare a scuola tra l'affetto di tutti i suoi compagni. Cari amici, ecco che cosa vi racconterò la prossima volta. Crossi, uno dei miei compagni, è un ragazzo molto povero. Ogni mattina prima della scuola aiuta sua madre che vende verdura. È un ragazzo timido. Franti, il solito attaccabrighe, non perde occasione per deriderlo e parlare male di sua madre. Ma Crossi questa volta ha perso il controllo e ha scagliato contro Franti un calamaio. Disgraziatamente però ha colpito il maestro che in quel momento rientrava in classe. A presto! Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu.